primo dei due appuntamenti riservati ai 4 anni sul miglio. Questa è una corsa per gentleman in 8 al via. Lo schieramento: Zuvetici CSM, Zac Wild, Zoschetual, Zita RN, Zerlina del Ronco, Zara del Sile in prima fila, Zenit del Ronco e Zero Noff in seconda. Macchina che prende velocità e gradualmente accelera. Subito Zosca Etual sfila in testa, mentre non è bella di andatura Zita RN, che rimane di fuori a Zuvetici CSM. E in terza posizione si è sistemato Zac Wild. Intanto i 200 iniziali in 15,1 per Zosca Etual. Più indietro c'è Zerlina del Ronco. Al largo 09 segue direttamente le mosse di Zita RN. Quarto iniziale che se ne va con la favorita al comando, 31,1 per Zosca Etual. All'esterno si impegna Zita RN con in schiena 09, alla corda rimane Zuvetici CSM, poi Zac Wild, ancora Zerlina del Ronco che prende posizione, quindi Zenit del Ronco e Zara del Sile. I 600 in 47,5. Ha sensibilmente rallentato Filippo Monti con Zosca Etual. Ora al passaggio davanti alle tribune, guida sempre su Zita RN e Zuvetici CSM. All'esterno 09 alla corda Zac Wild. Queste le prime posizioni dopo un giro di gara in 1,3 con 15,5 di parziale. Zosca Etual ancora in controllo, viene via 09 dalla seconda pariglia esterna dopo un chilometro completato in 1,18,9. Sempre in vantaggio si mantiene Zosca Etual che allunga, mentre 09 copre Zuvetici CSM, e siamo ormai a 400 dalla conclusione con Zosca Etual che accelera. 09 rimane a lato di Zuvetici CSM, poi Zac Wild e ancora Zerlina del Ronco e gli altri. Zosca Etual sta facendo corsa per proprio conto e completa ora la curva conclusiva per continuare nella sua azione e staccarsi. In arrivo Zosca Etual, viene a concludere netta vincitrice. Per il secondo posto Zuvetici CSM, è ancora netta davanti a 09 che precede Zac Wild. 1,15,7 fatti davvero molto molto bene, con 58,8 a chiudere, 28,8 per i 400 finali. Zosca Etual, Filippo Monti, Lorenzo Baldi al training, quota di 1,90 al totalizzatore.